24, dal vivo gli Archinue. Sono live, Per chiedersi quanto costa fermarsi un momento, quanto costa fermarsi un momento, quanto costa fermarsi un momento. Benvenuti Archinue. Abbiamo qui Francesco Sciacca direttamente, Mister Archinue, e accompagnato da Giuseppe Roccella, Archinue Fisarmonica. Ciao. Sono dal vivo, infatti avete sentito l'ultimo pezzettino suonato proprio live all'interno dei nostri studi, questo è Studio 90 Italia. Appunto, buongiorno, ringrazio Felix alla regia, ma soprattutto loro che sono venuti a trovarmi per presentare questo disco. Grazie Paolo, è un piacere essere qui innanzitutto, grazie, ben ritrovati a tutti. Ci rivediamo. Siamo felici, ci vediamo, siamo vecchissimi amici. Sì. Da tanto tempo vogliamo ripercorrere un po' il percorso degli Archinue, che insomma ci hanno dato molte soddisfazioni e continuate a dare soddisfazioni alla nostra terra. Cavolo, ce ne vuole. Dire. Sì, vabbè, noi veniamo da molto lontano, come si diceva una volta in una fiaba. E, insomma, da Sanremo, che tu conosci bene, noi ci siamo conosciuti in quel di Sanremo. Ebbene sì, pensate amici allora, intanto gli ascoltatori sono amici alla fine. Noi, pensate, eravamo insieme quando gli Archinue hanno vinto l'Accademia di Sanremo, quindi sono andati a Sanremo, esatto. E poi al Festival di Sanremo eravamo a festeggiare insieme la loro vittoria, quindi pensate che bello, pensate che bella sensazione, che bei momenti che ripercorreremo anche oggi insieme. È stato bello, è stata una bella esperienza, è stata un'esperienza che sicuramente mi ha segnato, no? Ha segnato un po' quelle che sono state le nostre vite, soprattutto la mia ovviamente, perché avendola vissuta in prima persona ho toccato con mano quella che è la realtà della discografia, della musica, di quel palco, e comunque che se ne possa dire, comunque è un palco magico che ti dà tante emozioni positive sicuramente, ma anche qualcuna negativa. Io ci tengo a dire una cosa, pensate che noi ci conoscevamo prima che loro facessero Sanremo, quindi abbiamo vissuto un po' insieme anche i sacrifici che un musicista deve fare prima di arrivare in un palco del genere, quindi le difficoltà discografiche, tutto ciò che c'è dietro, tutto quello che accade. I viaggi interminabili, raccontiamo i nostri viaggi con le macchine che fondono. Ecco, cioè loro sono arrivati all'Accademia di Sanremo con la macchina praticamente fusa. Esatto, noi abbiamo lasciato la macchina vicini, insomma, non mi ricordo, eravamo in Campania, abbiamo dovuto lasciare la macchina perché si è fuso il motore, e abbiamo continuato la nostra avventura in treno con tutti gli strumenti, le cose, eravamo soli, eravamo anche più ragazzi, eravamo più forti, e abbiamo proseguito fino a Sanremo per fare le selezioni, non è che eravamo a Sanremo, esatto. Quindi era un'avventura come tante ne avevamo passate negli anni passati, negli anni scorsi, ancora prima, insomma, l'abbiamo fatta tantissime volte. Era una delle tappe che noi facevamo ogni anno. Fino a quando? Fino a quando poi è andata bene, insomma, alla fine qualcosa, la porta si è sfondata, non so se, insomma, abbiamo avuto fortuna, la canzone è piaciuta. Pensate, loro portarono all'Accademia di Sanremo un brano davvero molto molto carino che ha come titolo, perché poi sai, ti piacciono a te e tutte queste cose un po' già particolari. Il titolo c'è una storia, a me piace, già il titolo deve dare una storia. Perché raccontiamo lo sfratto di Tarzan. Perché è stato sfrattato sto povero Tarzan? Ma lo sfratto di Tarzan è un po', si rifà alla poesia di Cecco Angiolieri, no? Un po' se io fossi, però mentre Angiolieri dava una visione un po' macabra della vita, della società, questa vuole essere una canzone di speranza, no? Una canzone dove noi cerchiamo siamo stati sfrattati in qualche modo, il nostro verde, i nostri parchi, ne facciamo sempre più a meno, e speriamo insomma in un ritorno di Tarzan. Esatto. Ascoltiamo un minuto dal vivo così ripercorriamo questo momento. La provavamo là nel roof dell'Ariston. È vero. Facciamo una cosa me ne andrei per la mia strada, dal lato del mio letto non dormirei, se fossi acqua berrei l'ingenuità di chi passando sotto un ponte si bagnerà, si bagnerà, si bagnerà, si bagnerà. Se fossi pioggia pioverei dalla mattina e con malizia costringerei voi donne
sottana e i non incazzati non li farei uscire, costretti chiusi a casa per la donna sognare, con la donna sognare, per la donna sognare, con la donna sognare. Ma nessuno è perfetto, e questo chi l'ha detto? Qualcuno che ha sbagliato, che ha dimenticato, qualcuno che ha già mangiato, qualcuno che ha già bevuto e alla nostra faccia le mani si è asciugato. E questa canzone portò gli Archinuè al Festival di Sanremo. Ecco, esatto. Arrivò poi quel periodo in cui arrivarono sul palco proprio di Sanremo. Vorrei salutare anche Giuseppe, perché non l'abbiamo fatto prima. Ciao, Paola, ecco, sentiamo anche la tua voce, la voce del fisarmonicista. Sì, noi siamo tanti, giusto? Non c'entravamo. Salutiamo anche gli altri, salutiamo anche gli altri, ovviamente. facciamo una veloce carrellata. Vai, Giuseppe Rocelli alla fisarmonica, ai cori, Marco Sandonocito alle batterie, Davide Sandonocito alle percussioni, Lucio Nicolosi che fa il piano, le sequenze, le sinte e cori, e poi chi c'è? Insomma, sta collaborando con noi Salvo Longo, il maestro Bellomia, una squadra siamo proprio. tanti, siamo tanti, che si allarga a secondo, si allarga e si restringe a secondo le occasioni live. Ecco, noi invece continuiamo, a parte i saluti a tutti i componenti chiaramente di questa squadra, che poi insomma siete una squadra, gli Archinuè, oltre ad essere una band fantastica, e continuiamo il nostro percorso dopo quindi aver vinto l'Accademia di Sanremo. Arrivano sul palco del festival, con un brano altrettanto forte che ha pure vinto il premio della critica. Sì, perché quella volta era una cosa difficilissima sta cosa, perché se ti ricordi bene, chi presentava il pezzo più forte per passare poi quelle che erano le selezioni, l'Accademia, sì, ovviamente poi si ritrovava a Sanremo con un brano magari meno incisivo, esatto. No? Io mi ricordo quando presentammo sto brano, gli addetti stampa, gli addetti insomma sai, quelli che si muovono nell'ambito della RAI, mi chiamarono. Lo mettiamo di sottofondo il brano, così mi chiamarono, sì, esatto, mi chiamarono e mi fecero i complimenti, perché non si aspettavano che c'era un brano ancora più bello della cosa. Quindi là io mi cominciai a caricare, mi cominciai a gasare, perché ho pensato, guarda che succede qualcosa di bello. Ed è successo. Come hai vissuto quel momento? Quante cose hai visto, a proposito? Quante cose ho visto? No, guarda, è stato un momento pazzesco, magari è ovvio dirlo, perché quelle poche persone che l'hanno vissuto, che hanno vissuto la possibilità di andare all'Ariston, capiscono cosa significa mettersi là in gioco in quella macchina, che è una macchina bestiale. L'emozione, poi eravamo come in discesa, rotolavamo in qualche maniera, no? Quindi eravamo spinti dagli eventi, dalle cose che dovevamo fare, dalle registrazioni, dal disco. Anche perché poi voi siete un gruppo piuttosto insolito per un festival di Sanremo. Esatto, è stato questo quello che mi ha sorpreso, mi ha fatto ben sperare in qualche modo, perché pensavamo Sanremo non è una cosa per noi lo facevamo perché era una tappa delle nostre tante selezioni, dal premio Martini a Rocco Targa d'Italia. In mezzo c'era anche questa qua, è andata bene questa qua, perché ci divertivamo, noi nelle selezioni ci divertivamo. Sentiamo il ritornello della Marcia dei Santi, dai, del brano che hanno portato al Festival di Sanremo. Archinuè. Santi in paradiso, datemi un sorriso e me lo metto sul viso, lo mostro alla gente che non è come me, mi guarderanno come fossi un re. Santi in paradiso, a cattivo gioco io farò buon viso, e se i numeri giocati non usciranno mai della mia vita, voi vedrete solo i guai. E se un giorno tornerò senza lacci nelle scarpe, la colpa allora sarà stata solo mia, che ho scambiato la mia terra e la mia pura fantasia per una donna di nome Bugia. Bellissima. Per un albergo che non è casa mia. Il brano di Sanremo, del Festival di Sanremo degli Archinuè, che ha vinto anche il premio della critica, la Marcia dei Santi, live nei nostri studi, è sempre un piacere. Potete guardarli anche suonare live in questo momento su studio90italia.it, per poi continuare invece con, ecco, perché poi arriva il dilemma.
il brano, a parte la Marcia dei Santi è molto radiofonico, però queste radio chiedono sempre questi brani radiofonici, sì, abbiamo a che fare, volendo, abbiamo sempre a che fare con le radio. E questa qua, siamo scesi da Sanremo, abbiamo sfondato questo porticato bestiale a Sanremo, torniamo e ovviamente si fanno i conti con la realtà. Perché la gente vuole ascoltare la radio, esatto. C'è la radiofonicità, bisogna andare sempre in radio, l'esigenza di oggi è quella di fare una canzone e farne un'altra dopo poche settimane o qualche mese massimo, quindi non hai finito di sfruttare quella canzone di prima che subito te ne chiedono un'altra, la produzione allora te ne chiedono un'altra. E siccome c'era il discorso di fare la canzone radiofonica, la canzone doveva durare 3 minuti e qualche cosa, il ritornello che doveva arrivare subito, ecco che nasce radiofonico, che fa così. Ho scritto 1000 canzoni che parlano d'amore, di guerra e pietà. Sono solo 1000 illusioni, 1000 sogni non fanno realtà. Ho parlato con ricchi e potenti, ho chiesto anche udienza a sua santità. Mi hanno detto che il mondo viventi siamo tutti contenti e così che si fa. Mi hanno detto che un buon ritornello il contratto più bello si aggiudicherà. Sono radiofonico, funziono a valvole. Sono radiofonico, memorizzabile. Sono radiofonico, l'indispensabile. Sono radiofonico, il mio cuore. Sei radiofonico. E con questa ce ne siamo passati un po' perché come? Abbiamo risposto a quelli che erano i discografici, abbiamo risposto alle radio e le radio ci hanno voluto bene anche in questo caso. E infatti il brano è molto radiofonico, esatto. Ci hai visto bene. Noi ci fermiamo un attimo, cari Archinuè, ci fermiamo un attimo, tra poco parleremo del vostro disco. Ecco, inquadrami così lo facciamo vedere. Biancaneve, al contrario, sì, vabbè. Biancaneve non vuole svegliarsi. Eccola qui, questa è la copertina del loro album per chi fosse collegato anche in video, per chi non lo fosse, insomma lo guarderà dopo magari o acquisterà il CD, ci mancherebbe altro. Certo. Tra poco ne parliamo, ok? Ci fermiamo giusto un attimo. Il Garibaldi innamorato, bellissimo questo brano in diretta su Studio 90 Italia con i miei ospiti gli Archinuè. Ne approfitto per ricordare 380 19 33 500 per chi volesse interagire con noi attraverso WhatsApp, messaggi vocali. E stavo guardando proprio, a parte averlo già ascoltato, molto bello, il disco, praticamente l'album degli Archinuè, Biancaneve non vuole svegliarsi. Salutiamo anche Francesco e Giuseppe Roccella, quindi che sono qua presenti. Ciao. Fisarmonica, chitarra, voce e quant'altro. Bene. Biancaneve non vuole svegliarsi, questo lavoro dove ci sono all'interno diversi brani, tutti composti e scritti da te praticamente. Sì, vabbè, sì. Da bravo cantautore. Bravo, è un disco mio, è un disco che i pezzi, insomma, non faccio un disco ogni 6 mesi. Quindi dopo 7 anni dall'ultimo disco è uscito questa qua, Biancaneve non vuole svegliarsi, che è anche il titolo del brano che traina, insomma, diciamo, si dice così. Perché non vuole svegliarsi Biancaneve? Per quale motivo? Parliamo di Biancaneve. Guarda, Biancaneve è io ho avuto modo di scrivere delle canzoni ispirate alle fiabe. Ecco, ci siamo accorti. Fissato, penso che le fiabe, nelle fiabe, l'autore delle fiabe abbiano dato dei destini a questi protagonisti che non si meritano. Perciò io ho pensato un principe giovane, una principessa giovane. Infatti sei un bel principe in voglio, questo. Esatto, non facciamo allusione strana. No, e quindi ho pensato, mi sono immaginato un principe azzurro che vuole sì svegliare e salvare la principessa, che però non vuole sposarsi, non vuole andare a fare il re, ma vuole divertirsi, vuole fare tosto questo principe, un principe moderno, diciamo. Un principe giovane, insomma, i giovani d'oggi, no? Un principe giovane d'oggi. E poi una principessa che ancorché principessa non si trova soddisfatta tra le mura di questo castello, no? E quindi trova nei sogni una vita sicuramente più intensa, più bella, più eccitante di quella che farebbe sposata ancorché regina. È la tua fiaba preferita, Biancaneve? Se rispondo sì, poi che succede? Ecco. No, io ho trattato veramente diversi racconti. A me piace quando scrivo un testo raccontare qualcosa, che sia ispirato a una fiaba, che sia ispirato a una storia vera, come abbiamo visto poc'anzi con Radiofonico, lo sotto di danza, eccetera, eccetera. Insomma, mi piace che nel testo debba dire qualcosa, oltre ad essere un ritornello. Quindi diciamo che in questo momento la tua fiaba preferita è Biancaneve. La fiaba preferita invece di Giuseppe qual è?
I tre porcellini. Ecco, sapevo io. Ecco, una cosa ha detto. Mi è rimasta impressa sta cosa, non riesco a Anzi, è andata bene. Va bene, sì, però va bene. Ci vuole la prossima canzone, sarà sui tre porcellini. Mi tocca, insomma. Senti, invece all'interno dell'album noto con piacere che c'è anche un brano di Rosa Balistrieri. Sì, sicuramente. Noi è un brano che ci portiamo dietro da un po' di tempo. L'abbiamo presentato al Festival della Canzone Siciliana come brano appunto tradizionale. Ci è piaciuto, mi è piaciuto, ho deciso di metterlo nel brano. Ne ascoltiamo lo facciamo un po' così. Vai, sì, live. Allora, com'è? Stasera vai a corro culo vento per aprire i porti della storia. Stasera voglio dare il momento, la voce allo passato e alla memoria. Stasera culo vampa dell'amore scava una fossa. Allo dolore c'è che dolore, c'è che tormento, che gioia amore per l'umanità. Quello chianto che cancia il destino, quello scanto che ferma il cammino. Napoli pugna conturita, questo tuo sogno scurro la vita. Canto e punto, tu e canto, e non perdere. Canto e racconto e canto per non perdere il conto. È molto forte questo brano, tra l'altro contro la guerra, insomma, contro tutte le persone prepotenti, le persone, insomma, contro una società di allora che forse purtroppo si rispecchia in quella di oggi, forse per questo qua anche abbiamo avuto desiderio di sceglierlo, di metterlo nel disco. Una scelta molto forte, una scelta però anche molto bella, quindi complimenti per la scelta. Grazie. A Francesco degli Archinuè. Ma continuiamo a parlare di quest'album, prima però so che siete anche dei bravi cuochi. Ai. Mamma mia, lo so, aspetta, io lo so che siete bravi cuochi. E siccome di solito all'interno di questo programma c'è una ricetta, oggi toccherebbe a voi. Ma mi traina in queste cose. Amiche in ascolto, io non c'entro, no, cioè, oggi perché ci sono molte brave cuoche in ascolto. Scusa, quella telecamera, scusatemi, io non voglio essere, non per andare contro, non sono un cuoco, mi diletto, cioè cucino, la pasta allora, la so fare. Creiamo l'atmosfera della ricetta. Mi guarda malissimo, meno male che ci conosciamo da tempo. Esatto, allora. Momento della ricetta. Aspetta, siamo pronti con la base della ricetta? Via. Risotto e i funghi. Accendere i bimbi. Quest'oggi. Si può fare? Lo dico io, lo dici? Posso dire? Quest'oggi gli Archinuè vi presentano la ricetta del giorno. Allora, risotto ai funghi. Accendere il bimbi. No, dai! Scegliere nel menù ricetta bimbi, funghi. Se l'avete fatta già qualche giorno prima, andate in recenti e scegliete ricetta bimbi e risotto ai funghi. Dai, non è mettere difficile. L'acqua, sì, poi mettere il riso, no, mettere il condimento, cioè sì, i funghi, si fanno squatare, si dice squatare? Mi piace che cerca consenso da Giuseppe, che ne sa secondo me meno di lui. Con la cipolla, con un po' di i funghi, ovviamente, ho detto i funghi, sì, forse. E poi dopo che si fanno cuocere un po' sempre col tasto mungi bimbi, si mette il riso si fa girare, a un certo punto il bimbi fa un rumore strano che è del tipo trin, 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 significa che devi spegnerlo. Sono esperta anch'io di bimbi. Devi spegnerlo. Se si vuole fare la stessa cosa con i fornelli normali, bisogna avere un po' più di pazienza a girare col mestolo grazie Francesco. Oggi amiche un panino, va bene, per oggi un panino con la mortadella che si dice costa poco e sape bella, no? Va bene, continuiamo a parlare di musica che forse è meglio. Esatto. Parliamo, purtroppo siamo quasi giunti al termine anche di questo bell'incontro che poi mi piace perché è proprio una chiacchierata fra amici. Stavamo parlando di Biancaneve non vuole svegliarsi, ma ci sono anche altri brani all'interno, Tutto l'oro del mondo, che abbiamo ascoltato prima. C'è il Mercante d'arte, che è molto bello questo brano. Allora sì, il Mercante d'arte è un brano, il secondo brano del CD,
Voglio dire una cosa velocissima, Sì. Questo CD appunto è una raccolta di brani, una raccolta di racconti che narrano quelli che sono stati questi anni, insomma, passati di silenzio discografico. Non abbiamo sempre suonato, però siamo stati un po' e abbiamo messo insieme quelli che sono 10, secondo me, perle, forse perché sono il padre di queste cose. Quindi questo silenzio che c'è stato di Erchinoè è secondo servito... me è giustificato da quello che è uscito. Come hai vissuto tu quel periodo, Francesco, dopo Radiofonico? Magari è stato un momento, un attimo di stasi. Sì, perché insomma ho cercato un po' una strada diversa, più discograficamente devo dire, perché poi alla fine si sa, insomma, le serate bene o male si fanno con quelle che sono con i loro tempi, però mi è servito a capire che tra tutti i brani, tutte le canzoni che avevo scritto in quel periodo, magari sceglierne quelle migliori, scegliere quelle che avessero veramente qualcosa da dire. Così poi è stato. Così, per questo sono contento, perché così è stato. Il Biancaneve è proprio il frutto di questi anni, quindi a parte quella possibilità di comprarlo su internet, ovviamente su tutti i web store, quello che dico io alle persone, a chi ci vuole bene, ma anche a chi vuole provare, acquistate il CD, perché ne vale la pena, è un ricordo, è una cosa bella, ci sono testi e tutte e facciamo andare avanti la bella musica, il cartaceo da toccare è sempre più bello che acquistarlo su internet. Io ringrazio tantissimo gli Archinoè per essere stati con me, ringrazio Francesco Sciacca, ringrazio Giuseppe Roccella, ringraziamo tutti gli Archinoè presenti. Vi salutiamo ascoltando Biancaneve non vuole svegliarsi. C'è anche il video che potrete guardare su studio90italia.it. e che dire, in bocca sempre a questo lupo, parlando di favole, giustamente. Grazie, grazie. Poi c'è anche il gatto senza stivali, quindi insomma le favole ci sono sempre. Tutte. Grazie Archinoè, buona Grazie giornata, a te, ciao. noi ci ritroviamo tra poco.